Il palco e gli stand, tutto ormai è pronto in piazza Marconi. Ultimi ritocchi per il via ufficiale alla festa del Palio del vecchio mercato di Montebelluna. Si parte stasera con la consegna delle chiavi della città al presidente dell'ente Palio Nicola Palumbo e la sfilata delle damigelle. Una grande macchina, quella del Palio, che in questi giorni trova proprio il suo principale sfogo. Questa sera, vi dicevo, c'è l'inizio della manifestazione con la proclamazione della damigella della 33esima edizione, domani sera la presentazione squadre, poi avanti per tutte le grandi serate e i grandi appuntamenti del Palio. 33esima edizione della festa più amata della città, che rievoca l'antico percorso che unisce il nuovo ed il vecchio mercato. Una manifestazione che entrata nel cuore di tanti per la sua semplicità, ma anche per la sua puntualità nel raccontare un fatto storico così significativo per la nostra comunità, ma anche direi per tutto il territorio. 6 giorni di festa ed eventi che culmineranno domenica con la giornata del Palio vero e proprio. Antenna 3 trasmetterà la manifestazione in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento Quelli che il Palio, commenti e pronostici della gara che entra nel vivo alle 17 con la sfida delle 11 contrade e la corsa dei carri da Piazza Colonna a Mercato Vecchio, poco meno di 2 chilometri in salita, un percorso lungo il quale gli atleti dovranno spingere il pesante carro agricolo fino al traguardo. Il miglior tempo decreterà il vincitore.